Buona domenica, amiche e amici. Sesta domenica del tempo di Pasqua. Siamo incamminati verso la conclusione del tempo pasquale. Domenica prossima sarà già la solennità dell'Ascensione e poi Pentecoste. Anche in questa domenica, come è capitato per tutto il tempo pasquale, siamo in ascolto di un brano del Vangelo tratto dal quarto evangelista, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. E ancora una volta siamo lì, insieme con loro, insieme con Gesù, con i discepoli, con i suoi amici. In questo lunghissimo discorso di addio, perché la cena, l'ultima cena, secondo Giovanni, più che una cena pasquale, secondo Giovanni Pasqua arriva qualche ora dopo, quando lui è già immolato, no? In questa, più che una cena pasquale, appunto, l'ultima cena è un grande discorso di addio, una grande cena di addio, dove Gesù fa appunto un lungo discorso che dura diversi capitoli e consegna ai suoi discepoli e amici il suo testamento spirituale. E non parla soltanto di sé, Gesù ama parlare soprattutto degli altri, del Padre e dello Spirito. E in questo brano Gesù parla dello Spirito. Ed è attraverso lo Spirito che Gesù consegna ai suoi discepoli una vita nuova, ma anche il suo dono più grande, la pace, che sta molto a cuore a Papa Leone XIV, e Papa Leone ci sta riabituando a scommettere in una pace che non è principalmente uno sforzo nostro, deve essere anche uno sforzo nostro, ma prima di tutto è un dono che viene da Cristo risorto. Lo ascolteremo anche in questa domenica. Gesù dice ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io do a voi la pace, la mia pace, no? Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Tutto questo è opera certamente dello Spirito, che è il maestro interiore, che viene chiamato Paraclito. Che vuol dire che cosa Paraclito? È l'avvocato, è il compagno di viaggio, è colui che viene accanto a te e quindi non ti lascia solo, infatti viene chiamato anche consolatore, no? Ma Paraclito vorrebbe dire chiamato presso di te, è una figura che potrebbe corrispondere appunto a un avvocato che è lì accanto a te per proteggerti, per difenderti, per tutelarti, per garantirti. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco, questo brano forse ci aiuta a capire cos'è la preghiera. Gli evangelisti sono molto precisi in questo. Noi immaginiamo che la preghiera sia chiedere a Dio delle cose, delle grazie, dei favori. Preghiamo purtroppo molto frequentemente, se non esclusivamente, quando ne abbiamo bisogno. Ma ci sono dei passaggi nei Vangeli che mostrano cos'è veramente la preghiera cristiana. La preghiera cristiana è chiedere a Gesù che ci faccia il regalo di condividere con noi ciò che il Padre gli ha dato in pienezza, e cioè questa dinamis, questa forza, questa potenza, che è una potenza che serve a fare del bene, che serve a creare legami, che serve a dialogare, a comunicare, a entrare in relazione, a parlarci, a sintonizzarci gli uni con gli altri, anche vivendo bene i conflitti, le fatiche, le diversità di vedute, di opinioni. La liturgia di oggi inizia con la prima lettura, che è tratta dagli Atti degli Apostoli, no? Dove si racconta il primo concilio, il concilio di Gerusalemme, dove gruppi diversi hanno dovuto confrontarsi e hanno dovuto trovare una soluzione faticosa, perché
c'erano i cristiani provenienti dal giudaismo e c'erano i nuovi cristiani provenienti dal paganesimo, ecco. Ecco, lo spirito, la preghiera cristiana è chiedere a Gesù, al nostro fratello Cristo Gesù, nostro fratello, Signore e amico e Maestro, che ci doni lo Spirito Santo, lo Spirito che proviene dal Padre, in modo tale che possiamo entrare in relazione con Dio, entrare in relazione col Padre, vivere da figli di Dio, diventare anche noi come Gesù figli e quindi diventare capaci, grazie a tutto questo, di portare nel cuore una forza che ci permette di non essere in guerra, di non essere ostili, di non essere in preda ai nostri rancori e alla nostra rabbia, ai nostri risentimenti, ma di costruire trame di pace, appunto, di giustizia, di fraternità. E tutto questo significa che cosa? Chiedere lo Spirito Santo perché possiamo ricordare il Vangelo, amare il Vangelo, gustare il Vangelo ed essere ispirati da tutto ciò che Gesù ha detto, ha fatto, ha sentito, ha provato, ha sperimentato, dalla sua stessa corporeità impregnata dello Spirito Santo e quindi capace di essere una corporeità benefica, salutare, terapeutica. Che accada questo miracolo anche nelle nostre vite. Ecco, preghiamo per questo. Buona domenica.